Palazzo d'Attimis Magnago si affaccia sulla piazza principale del paese di Magnago. Attraversando il grande portone in pietra ci troviamo nel sottoportico e sarà lì che io vi aspetterò per iniziare la nostra visita domenica 7 aprile. Inizieremo subito dai 3 ambiti esterni, il cortile d'onore, il giardino all'italiana e il parco all'inglese. Dai giardini lo sguardo spazierà sui ruderi del vecchio castello, un castello fortificato medievale, l'origine è sicuramente prima dell'anno 1000. Questo castello verrà abbandonato dopo i terremoti del 500 e la famiglia dei conti di Magnago scende in linea d'aria esattamente nella zona sottostante, nel primo nucleo di questo palazzo. Quindi c'è chiaramente l'evoluzione da castello fortificato a palazzo residenziale settecentesco. Al termine della visita dei giardini vi accompagnerò all'interno del palazzo, quindi le stanze abitate anticamente dalla famiglia. Inizieremo dal piano terra, vi mostrerò un meraviglioso dipinto raffigurante un'araba fenice, quindi a simboleggiare la rinascita del paese di Magnago dopo uno dei terremoti del 500. E poi percorreremo lo scalone in pietra e arriveremo nel grande salone. Il grande salone con i suoi stucchi di pregio e con un doppio affacciamento sulla piazza e sui giardini. A seguire una serie di salottini, uno dentro all'altro. L'ultimo salottino con un pregevolissimo soffitto a cassettone con dei dipinti a foglia d'oro. Quindi proseguiremo il giro, vi accompagnerò nelle sale da pranzo, 2, una estiva e una invernale. E poi ancora ci sarà la cucina, la vecchia cucina, con un pavimento in pietra del 600 e altre zone dei servizi, fino a scendere nuovamente nelle parti delle cucine, delle cantine, delle derrate alimentari, non cantine di vino. Oggi nella zona sottostante, quindi queste cantine che però vi consiglio di guardare attentamente. Dobbiamo fare una piccola parentesi: in questo palazzo nessuna stanza riporta i decori della precedente, quindi da soli, anche se io vi accompagnerò, anche se vi spiegherò i dettagli del palazzo, voi dovrete guardare perché tutto è diverso, tutto è differente e tutto è di grande pregio. In quella che viene chiamata da sempre la galleria delle grandi cassapanche riportanti 2 stemmi, Fabio di Magnago e Caterina di Swelinbergo, risalgono al 1739, sono le cassapanche fatte per il loro matrimonio. Vi accompagnerò in quella che è la parte più antica del palazzo, risale ai primi anni del 1400 ed è chiamata la loggetta, la terrazza. Da lì è partito il palazzo con una serie poi di accorpamenti nei secoli, ma quella loggetta è chiamata la terrazza perché era la parte più fresca. Il palazzo è stato abitato dalla famiglia fino al 76, l'anno del terremoto, poi molti lavori di restauro e in seguito per trovare un modo per far comunque rivivere questo palazzo, al suo interno, nella zona delle cantine e di parte delle camere del primo piano e del secondo piano, un albergo e un ristorante. Molto c'è ancora da vedere e da poter descrivere di questo palazzo, ma io vi aspetto domenica. Uscendo, ricordatevi al termine della visita di affacciarvi sulla piazza e di svolgere lo sguardo alla facciata del palazzo stesso. Un grande affresco, un leone di San Marco dell'Amalteo, un leone che tiene però la zampa sullo scudo dei conti di Magnago, a simboleggiare una pace che era stata firmata con la Serenissima Repubblica Veneta nel 1420.
Il leone quindi a omaggio della Serenissima Repubblica, ma lo scudo a ricordare che questa è stata una pace e che la famiglia non si è piegata, non è stata occupata con la forza, assoggettata.